È bastato un istante, uno di quelli che cambiano tutto. Sandro Pellizzaro, autotrasportatore padovano di 61 anni, aveva appena parcheggiato il suo camion nel piazzale dell'azienda MPS di via Enrico Fermi, a Gessate, in provincia di Milano. Un gesto di routine, come ogni giorno di lavoro. Mentre scendeva dal mezzo, però, un muletto in manovra lo ha colpito. Un impatto improvviso, devastante, che non gli ha lasciato scampo. Si tratta dell'ennesima morte sul lavoro. L'allarme è scattato poco dopo le 11:30. Dipendenti e operai, resisi conto dell'accaduto, hanno chiamato immediatamente il 112. Sul posto sono arrivati ambulanza, automedica, polizia locale e carabinieri. I soccorritori hanno tentato tutto il possibile, ma per Sandro non c'era già più nulla da fare. È morto lì, nel luogo dove stava lavorando. Secondo le prime ricostruzioni, il conducente del muletto, ancora sotto shock al momento dei controlli, avrebbe dichiarato di non aver visto l'autotrasportatore scendere dal camion. Una dinamica su cui ora sono in corso accertamenti per chiarire ogni dettaglio. Sandro era arrivato dalla provincia di Padova quella mattina. Viveva a Campodarsego, ma era originario di Cadoneghe. Come autotrasportatore trascorreva la giornata su strada, mentre le sue passioni lo aspettavano a casa, i suoi amati cani, soprattutto i bulldog francesi, di cui andava orgoglioso e che spesso mostrava sui social.